I disturbi alimentari sono in notevolissima crescita, voglio dire, poi è un disturbo molto particolare che richiede, voglio dire, una formazione particolare, adeguata. I giovani, voglio dire, c'è un aumento dei suicidi, c'è una situazione di disagio giovanile elevatissimo, ma poi anche tante altre fasce d'età, voglio dire, gli anziani, gli adulti, così via. È veramente una situazione di emergenza sanitaria. La fotografia è amara, a tratti sconvolgente, eppure per la salute mentale non si fa abbastanza, dice Tiberio Monari, psichiatra di lungo corso nel distretto di Pieve di Soligo, che nel corso del presidio CGIL davanti al Cafoncello mette in fila numeri e criticità. La situazione in Veneto e anche nel distretto di Pieve di Soligo, Treviso, è estremamente problematica. Allora, un dato: il Veneto è una della terzultima regione come investimenti nella salute mentale, investe 2,23% sulla salute mentale. Se investisse il 5% dovrebbe investire 150 milioni di euro all'anno in più. Questione di risorse, ma soprattutto di personale. La carenza di professionisti resta il vero nodo da sciogliere, eppure si assiste a un paradosso. Nel 2021 c'erano 30 posti nella specializzazione in psichiatria a Padova, è stati ridotti a 20, 25 a Verona, stati ridotti a 18, allora mi dico, ma che gioco stiamo facendo? La cronaca dell'ultimo anno, ricorda lo stesso Monari, è stata contrassegnata da fatti estremi. C'è stato un omicidio anche recentemente, voglio dire, di un ragazzo che ha ucciso la madre, voglio dire, sono state altre situazioni così, ma poi al di là di questi eventi eclatanti sono tantissime sofferenze da parte dei pazienti e dei familiari, che voglio dire è incredibile che non si prendano dei provvedimenti su questa cosa. Monari ne chiede uno in particolare. Assumere anche quelle figure, ad esempio gli psicologi, di cui, voglio dire, il mercato, tra virgolette, ne è pieno e che non sono in estrema carenza.